Un grandissimo buongiorno a tutti, carissimi amici telespettatori e ben sintonizzati su Scoop Eventi. Immagino che il programma già lo conoscete, qui su Scoop Eventi noi pubblicizziamo tutti quanti gli eventi e in più tantissimi ospiti in studio. Quest'oggi avremo un ospite molto speciale, ma prima di annunciarlo direi di presentare il nostro Giovanni. Giovanni, intanto buongiorno, ben ritrovato, come stai? E se vuoi magari presentarti ai telespettatori a casa e fare 2 o 3 paroline. Beh, ciao a tutti, intanto grazie Lediana, grazie della possibilità di essere qua, è davvero un piacere per me essere qua in trasmissione. Per il pubblico a casa leggerò l'oroscopo che di sicuro sarà di vostro interesse, quindi... Sicuramente Giovanni, io so che comunque tutti quanti i telespettatori nel corso degli anni sono stati molto interessati all'astrologia, all'oroscopo, perché comunque tantissime persone a casa credono nei segni. Tu Giovanni che segno sei? Acquario. Ah, Acquario, è un bel segno Acquario, io sono Leone, quindi molto positivi. Giovanni, io direi prima di presentare il nostro ospite di ricordare prima ai telespettatori a casa che se vogliono contattarci il numerino, quello che vedono sovraimpressione, il 347 6999 080, altrimenti tramite mail redazione scoopeventi@hotmail.it. Io direi di riscaldare subito la puntata e di mandare in onda lo stacchetto dei nostri ballerini, quindi prego regia con le immagini e noi ci vediamo dopo. Y las pistolas suenan pan, 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 pan. Tú ya conoces el refrán, fran, 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 fran. Aquí lo que hay es bully, pam, 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 pam. Cuando lo salude Richard Mille no es Jacob. Y eso que en el caso no tenía ni un psycho. Hasta los gringos me conocen, dice hey bro. Vas a seguir, digo sí, es el takeover. Número 1 de Guerrucha hasta la USA. Jacob, tenemos las piedras en la medusa. Más G cuando escucho a Karol G. Recuerdo, toda la tusa. Empecé picando piedra como bam, bam, bam. Ese on en la mañana pide bam, bam, bam. Como la nieve cuando llueve soy un crack, crack, crack. Y si suena la tarde, suena Choca, le pone la música y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando la soto suena pam, 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 pam. Y la pistola suena pam, 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 pam. Tú ya conoces el refrán, fran, 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 fran. Aquí lo que hay es bully, pam, 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 pam. Ando con mi coro, no el de la iglesia. Comiendo fettuccini, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Y como la Rolex que nunca deprecia. Mota, pipa y una tipa. Está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Mota, pipa y una tipa. Está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Ella es la que da la para cuando llega el bloque. Pila de mujer en taquicardia y sofoque. Muévelo, toma, a mí no le pare a nada. Dale pandemia que tu Mario no está de nada. Bim, 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 pam, pam, pam. Muévalo durísimo, tú no eres de este clan. En el VIP mi coro bota la champán. Yo no tengo que pedírselo, me lo dan. Chócale la pared, chócale la pared, chócale la pared. Bam, bam, chócale la pared, chócale la pared, chócale la pared. Bam, cuando los otros suenan pan, 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 pan.
di nuovo qui, carissimi amici telespettatori. Intanto grazie mille a tutti per essere nuovamente sintonizzati in nostra compagnia. Come promesso, io direi di annunciare il nostro ospite. Intanto buongiorno e benvenuto. E Fabrizio, se magari vuoi presentarti ai telespettatori a casa. Buongiorno a tutti, grazie Lediana per avermi invitato a questa prima puntata della nuova serie di Scoop Eventi. Per me è un grande onore essere qua e parlare soprattutto della mia passione, che è quella appunto dello sport della canoa. Beh Fabrizio, l'onore, che dire, è nostro. Io sono davvero contentissima che hai accettato il nostro invito. Io volevo già dire ai telespettatori a casa che magari non ti conoscono che Fabrizio ha organizzato un grandissimo evento che si è svolto nel Padovano, Padova in voga. Fabrizio, se magari vuoi fare due parole ai telespettatori a casa e parlarci un po' della manifestazione che ha riscontrato un ottimo successo. So che hai anche avuto tantissime telefonate, tantissime collaborazioni, ma se magari vuoi parlarne a chi magari ci sta seguendo da casa, e anche ti ringrazio per aver portato quest'oggi la canoa. Certamente. Allora, Padova in Voga è un evento, io lo definisco una manifestazione sportivo-culturale, perché è vero che si fa attività fisica, cioè sport, però è anche vero che si scoprono tante cose interessanti della Padova antica. Si scoprono in che modo? Navigando lungo i corsi d'acqua della città. Corsi d'acqua che per tanti anni sono stati trascurati, considerati, diciamo, male, perché la gente pensa che le acque dentro la città siano chiaramente sporche e poco salubri. In realtà con il tempo questa situazione è migliorata e quindi nel 2009 ho partorito quest'idea di creare un evento che coniugasse sport e cultura, per cui è nata Padova in Voga, prima edizione. In cosa consiste? È un percorso di circa 14 km che si snoda tutto intorno a Padova e praticamente passa molto vicino a degli importanti monumenti della Padova antica, vale a dire la Specola, che è l'antico osservatorio astronomico, il Portello, che è l'antico porto fluviale della città, le Porte Contarine, che è un'altra zona particolare, e poi comunque si attraversano delle zone del centro storico dove dall'acqua si riesce ad avere una visione, anzi per meglio dire, molto molto diversa da quella che si può avere da terra. La prima edizione, ripeto, è stata nel 2009, quest'anno invece la nona, perché per 2 anni, diciamo, è saltata per motivi personali organizzativi, e quest'anno è stata l'edizione record, nonostante il problema del Covid, forse anche a causa del Covid, perché molti raduni canoistici in primavera, anzi tutti i raduni canoistici della primavera sono saltati, e di conseguenza in autunno la gente, gli appassionati, avevano molta voglia di andare in acqua, di trovarsi anche con appassionati da tutta Italia. Per cui quest'anno è stata l'edizione record con 143 partecipanti, di cui oltre il 90% provenienti da fuori città, fuori anche Veneto, perché parliamo di persone che sono arrivate dalla Lombardia, dalla Liguria, dall'Emilia Romagna, dalle Marche, dalla Toscana e dal Friuli, quindi diciamo dal nord-est e centro Italia. Beh, se magari Fabrizio vuoi dire ai telespettatori a casa, ma da quanto tempo è che hai questa passione? Ecco, io so che comunque sei uscito anche, ti hanno intervistato diversi giornali, perché hai fatto tanti anni fa delle cose anche straordinarie. Tanti chilometri, giusto? Beh, allora, la passione per la canoa ce l'ho ormai da tantissimi anni, ho perso il conto, diciamo più di 40 sicuramente, per cui è una cosa che mi porto dietro da sempre. Mi sono appassionato perché la canoa non è, secondo me, solo uno sport, è molto di più, cioè è un modo per scoprire, per andare alla scoperta di tantissimi posti che sono raggiungibili solo dall'acqua e solo dalla canoa, perché non dimentichiamoci che basta 10-20 cm di acqua per poter navigare con la canoa, per cui questo mezzo permette di arrivare praticamente ovunque. Sì, imprese straordinarie, è un po' esagerato, diciamo che in passato mi sono cimentato in viaggi un po' avventurosi, perché avevo, diciamo, questa voglia, a seguito anche di molte trasmissioni televisive che guardavo quando ero
un po' più giovane, diciamo quando ero un po' più piccolo, e quindi mi è rimasta questa voglia di fare anch'io delle cose, delle imprese, per cui negli anni '80 mi sono cimentato in un viaggio lungo le coste dell'Adriatico, in particolare da Porto Caleri, vicino a Chioggia, fino a Porto Recanati nelle Marche, e poi questo per festeggiare gli esami di maturità a 18 anni. E dopodiché, qualche anno dopo, invece mi sono cimentato nella discesa del fiume Po, in particolare partendo da Torino ed arrivando alle Foci, e poi dalle Foci attraverso la laguna di Venezia, arrivando in piazza San Marco a Venezia, quindi diciamo dai Murazzi del Po a San Marco a Venezia. Un viaggio, diciamo, che non è stata una esclusiva mia, nel senso che già da anni molte persone lo avevano effettuato in canoa. Io ho voluto fare una cosa diversa per renderlo unico, cioè effettuarlo in pieno inverno. Sono partito in dicembre, sono arrivato poco prima di Capodanno, per cui questa cosa ha dato un valore aggiunto avventuroso al viaggio. Ecco. Beh, complimenti Fabrizio, Grazie. complimenti per tutto quello che hai fatto e complimenti anche perché nel tempo hai portato avanti questa passione. Ma se magari volessi dare un consiglio ai giovani come Giovanni, come me, ma perché dovremmo scegliere di prendere, magari intraprendere questo percorso anche noi della canoa? Perché consiglieresti come sport la canoa, ecco? Ma intanto perché è uno sport, tutti gli sport sono sani, questo in particolare perché si svolge proprio all'aria aperta, a contatto con un ambiente fluviale o marino o lacustre, comunque ambienti molto belli, permette di scoprire dei posti veramente incredibili dove con altri mezzi non si arriva. Pensiamo anche solo alla laguna di Venezia che è qui vicino, che offre degli angoli, degli scorci incredibili. Pensiamo al delta del Po, sempre per restare qui in zona, il lago di Garda, ma qualsiasi fiume. Io domenica scorsa mi sono cimentato per la prima volta a percorrere un tratto del fiume Astichello, che magari molti di voi non hanno mai sentito nominare, eppure è un fiume che è stato, diciamo, citato in una raccolta di poesie di un poeta vicentino, e anche lì, passando anche in centro a Vicenza, sembrava quasi di essere in Amazzonia. Quindi si scoprono delle cose che finché non si provano si fa fatica a credere. Beh, allora che dire, noi consigliamo tutti quanti i telespettatori a casa a seguire insomma questo tipo di sport molto particolare. Io direi, Fabrizio, di mandare in onda il videoservizio di Padova in Voga, in modo tale che tutti quanti i telespettatori a casa si facciano un'idea di questo grandissimo evento, certo, che ha avuto un grandissimo successo. Quindi prego regia con le immagini. Fabrizio, grazie e noi ci vediamo dopo. Grazie. Ci chiamiamo Emanuela, Ilaria, veniamo da Rimini, facciamo parte del Canoa Club di Rimini e partecipiamo a Padova in Voga per la prima volta. Per la prima volta, nonostante sia la 9ª edizione. Mi chiamo Alberto, vengo da Verona insieme ad amico Mario e l'amico Pietro. Attraverseremo tutto il centro storico, passeremo sotto dei monumenti molto importanti della città di Padova. Padova in Voga, vi ricordo, non è solo una manifestazione sportiva, non è un giro in canoa e basta, è un modo per conoscere la storia e la cultura della città di Padova. Pertanto, grazie anche all'intervento e al contributo del FAI, Fondo Ambiente Italiano, ci sarà in alcuni punti strategici una guida, un'archeologa, una professionista. Mano fuori, piano. È meraviglioso il fatto che si riparta dallo sport e dalla cultura, che sono due elementi fondamentali per Padova. Io dico che grazie a tutti quelli che hanno voglia di fare qualcosa per la nostra città, questa è una manifestazione storica, è bellissimo che Padova riparta da qui.
Io vengo da Mestre, mi chiamo Barbara e appartengo al gruppo della Canottieri Mestre, del gruppo di Kayakando, che è il gruppo amatoriale del kayak. Ciao a tutti, noi siamo la Canottieri Adria, provenienti dalla provincia di Rovigo. Oggi ho partecipato a Padova in Voga per la prima volta, un bellissimo evento, unisce i valori dello sport, i valori della bellezza di Padova e l'amicizia. Lo consiglio anche per il prossimo anno e oggi poi il sole ci ha regalato una giornata meravigliosa. Buona giornata! Siamo simpatici, interessanti. Siamo qui in 6 quest'oggi, ci aspettiamo di passare una bella giornatina in compagnia e visto anche questo periodo un po' particolare, speranza di stare bene e divertirsi. Un saluto da Adria, ciao a tutti! Ci aspettiamo una giornata all'insegna del divertimento, dello sport e dell'aggregazione. Siamo cariche. E anche un po' di cultura perché ci sarà la spiegazione. Esatto, e vogliamo vedere Padova.
Siamo qui perché la manifestazione ci è sempre piaciuta, non è la prima volta che veniamo e quest'anno siamo felici ancora di più di esserlo perché post-Covid è la prima volta che facciamo kayak. Questa è un'opportunità bellissima per conoscere Padova da un altro punto di vista e vederla dall'acqua. Visitare le città con questo aspetto è bellissimo perché proprio non vedi il traffico, tutto, ti puoi godere benissimo i monumenti e quindi è una bellissima opportunità. Grazie Padova. Siamo a metà percorso, il primo punto di ristoro e devo dire che sta andando bene. Sì, siamo un po' stanchette perché è la prima volta che ci confrontiamo con l'acqua piatta. Esatto, siamo abituati su lunghezze del genere. Siamo abituati a farci portare dalla corrente, esatto. Un pochino, sì. Però molto interessante, molto bello il passaggio con la chiusa. Molto bello in generale, tanti kayak, tante anche canoe. Sì. Cioè, eccolo. Lui è sempre parte della nostra associazione che è Open Canoe e Open Mind. Proveniamo da Treviso e non vediamo l'ora di conoscere anche tutti gli altri partecipanti di questa manifestazione. Io sono gli ultimi 40, no, che sei? Tras, curva sud, Adriese, Adria. Siamo qui a Padova in Voga 2020, nona edizione. Ho il piacere di presentarvi il mio grande amico Antonio Vassallo from Prato. Sì. Perché è un grande personaggio che sta nella sua zona valorizzando moltissimo, si sta veramente dando molto da fare per valorizzare in particolare un fiume del territorio toscano che è il Bisenzio, di cui adesso ci dirà qualcosa il nostro Antonio.
Come diceva appunto Fabrizio, noi veniamo da Prato e abbiamo un fiume che non è importantissimo, però insomma ci permette di fare una buona navigazione anche con la canoa canadese. Da almeno 4 anni cerchiamo di promuovere e divulgare a nome dell'AICAN, Associazione Italiana Canoa Canadese, e in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Firenze, Prato e Pistoia, lo sport nautico sul fiume, in una città che non c'è tradizione canoistica. Quindi la cosa insomma è abbastanza difficile, ma diciamo che ce la stiamo facendo con calma, piano piano, cerchiamo di coinvolgere le persone a utilizzare il nostro fiume non solo vedendolo da un ponte, ma anche vivendolo direttamente nell'acqua. Do you wanna dance? Torri che ebbero proprio il disegno della scacchiera bianca e rossa, e ancora all'interno si trova il cosiddetto logo dei carraresi, che è questo stilizzato carro con 4 ruote, e soprattutto le iniziali di Francesco da Carrara. Io ero già venuto un'altra edizione per battere invece la prima e non ho niente da dire, quello che fa Fabrizio è veramente una cosa che riesce a unire la cultura e per voi anche la conoscenza della città di Padova e collegandoli insieme a un'attività sportiva che può essere il kayak. Perciò per me Fabrizio fa una cosa veramente incolombiabile, niente da dire, perfetto. Perfetta anche l'organizzazione. La manifestazione è stata organizzata benissimo e il tempo ci ha ovviamente aiutati. E passare per il centro di Padova è stato veramente emozionante
E rivederla trasformata e abbellita come lo è adesso è stato veramente incredibile. Io mi ricordo ancora la Specola, che adesso è Castello Carrarese, quando era carcere, quando dalla Riviera San Benedetto si vedevano i carcerati che lavoravano, che facevano le biciclette. Rivederla adesso come zona universitaria così valorizzata è stato veramente bello e spero che tutto il resto di Padova venga col tempo rivalorizzato e potuto godere dai padovani con delle manifestazioni a misura d'uomo e soprattutto rivalorizzando anche l'acqua e i suoi canali. Le mie amiche per l'addio al nubilato mi hanno regalato questa fantastica esperienza a Padova. Era una città dove non sono mai stata ed è bellissima, mi è piaciuta tantissimo e soprattutto con questa esperienza l'abbiamo vista sotto una veste particolare, diversa, che mi è piaciuto tanto vivere. Che vedere la città dall'acqua è sempre un'altra cosa che rivedere la stessa città dalle strade, dai marciapiedi, sia tutta un'altra prospettiva, tutta un'altra ottica e si vedono fisicamente cose diverse. C'è stato un grandissimo fermento, vedevo le persone molto soddisfatte e proprio felici in questo momento più che mai col Covid, come diceva appunto Alberto. La manifestazione ha avuto ancora un carattere più incisivo e più bello, più spettacolare. Veramente molto bella, da replicare. La mia prima volta, sono convinto che non sarà solo la prima. Veniamo da Milano ed è stato un viaggio speso bene. Di nuovo qui, carissimi amici telespettatori, intanto spero che il nostro videoservizio sia stato di vostro gradimento. Vi ricordo che se voi a casa, organizzatori, presidenti di qualsiasi manifestazione, volete pubblicizzare il vostro evento, potete tranquillamente contattarci al numerino che vedete sovraimpressione, il 347 6999 080. Come promesso, ora è arrivato il tuo momento, Giovanni. Giovanni, se magari vuoi leggere per i telespettatori a casa 2 segni, dai, anche 2, anche 3, non c'è problema. Ok, allora cominciamo dall'Ariete. Questo mese per voi sarà un mese di grandi conferme e di risposte. Passiamo invece al Toro. Inizierà un periodo favorevole per voi con l'entrata di Venere nel vostro segno. Concludo con i Gemelli. Ci sono nuovi incontri per voi, anche se ci ho fatto un po' presto. Delle persone, però amate la conquista. Esatto, io Giovanni volevo anche un attimino spiegarti che per quanto riguarda i segni, no? Se magari i telespettatori a casa, gli appassionati vogliono avere qualche consulenza privata, possono tranquillamente contattarci, perché i segni non è che li prepariamo io e Giovanni, c'è proprio una persona che studia il discorso dell'astrologia, di tutto quello che sono i segni, e saprà dirvi qualsiasi cosa riguardante il vostro segno. Per esempio l'Ariete, mi avevano già detto oggi, la signora che l'ha preparato, che ovviamente la signora non vuole comparire perché si vergogna. Comunque il segno dell'Ariete, se magari chi ci sta seguendo è dell'Ariete, siete un segno molto forte, è un segno di fuoco, quindi l'Ariete di solito è un carattere dominante, no? Gli piace anche il segno dell'Ariete la conquista, e solitamente si stufa anche facilmente. Invece per quanto riguarda il Toro è un segno molto testardo, Giovanni, come ha detto la signora, e quindi per chi magari ci sta seguendo da casa che è del segno del Toro, volevo dire alle persone del Toro che devono essere un attimino più positive, perché si scoraggiano facilmente. Non so se tu conosci qualcuno del segno del Toro, magari qualche ragazza nel corso di lei che hai conosciuta, sì. Ecco, però è un segno molto generoso, molto buono, quindi anche il Toro è un bel segno. Invece per quanto riguarda il Gemelli, che
io sono Leone ascendente Gemelli, quindi il Gemelli ha 30 facce, quindi per chi ci sta guardando a casa del segno dei Gemelli, siete persone molto attive, però comunque cambiate facilmente strada. Quindi il segno dei Gemelli, il consiglio che gli possiamo dare, Giovanni, è quello di cercare di fissare un obiettivo e inseguirlo. Che dire, vuoi dire qualcos'altro, magari prima che ritorniamo col nostro ospite, che abbiamo un argomento speciale, magari vuoi dire qualcosa ai telespettatori a casa? Giovanni, vuoi continuare sull'oroscopo? Hai qualche consiglio che vorresti dare scegli tu un segno di quelli? Ok, allora io direi di passare, allora passiamo al Leone. Ok, allora vuoi dare consigli al mio segno, va bene, ok. Allora, poi mi dici se quadra tutto. Allora. Ok. Allora, passionale, forte ed esigente. Arriveranno per voi delle nuove opportunità. Ecco, quindi che dire, il segno del Leone io lo conosco benissimo, noi del Leone, come ha detto Giovanni, siamo persone molto, cosa hai detto? Passionali, forti ed esigenti. Ecco, sì, siamo molto esigenti, soprattutto in tutti i campi, quindi in amore, lavoro, tutto. Siamo delle persone che solitamente ci piace lavorare, ci piace impegnarci e ci piace avere tutte le telecamere addosso. No dai, a parte gli scherzi. Giovanni, che dire, io vedo già che il nostro ospite è in attesa, quindi direi di ritornare al nostro ospite e dopo nel caso noi facciamo i saluti e ci dilunghiamo dopo. Ecco, oggi Giovanni tutta la priorità e tutto lo spazio è per il nostro ospite. Fabrizio, che dire, ti scusiamo per le chiacchiere, ma sai, ci sono tantissime persone a casa che amano i segni. Nessuna scusa, cioè, non c'è bisogno di scusarsi di nulla, figuriamoci. Fabrizio, Anzi, tu che segno sei? A proposito dei segni? Vergine. Ah, il segno della Vergine. Anche il segno della Vergine è un bel segno. È un bel segno. Siete c'è chi ne persone... parla bene, c'è chi ne parla male, comunque insomma ci difendiamo. Beh, mio fratello e mia sorella sono il segno della Vergine e sono delle persone pignole, molto serie, molto precise, tutte le incontrarie del Leone. In poche parole. No dai, a parte gli scherzi. Fabrizio, io adesso ho fatto un attimino 2 o 3 battute perché è giusto anche intrattenere il nostro pubblico a casa, ogni tanto scherzare va bene. Fabrizio, io ho qua il tuo libro, so che ha avuto anche un grandissimo successo, Il diario di un canoista, dove invito la regia a fare un primo piano in modo tale che i telespettatori a casa possano vederlo. Eccolo qua, Il diario di un canoista. Se magari vuoi parlarci di questo libro, Fabrizio. Certamente, certamente. Allora, il libro è stato edito, diciamo, qualche anno fa, in occasione di un'edizione appunto di Padova in Voga, in cui avevo diciamo, il pensiero di quale gadget dare, preparare per i partecipanti, e siccome quell'anno lì Padova in Voga si svolge sempre verso metà settembre, dove c'è anche il mio compleanno, pertanto quell'anno lì è coincisa la domenica appunto di Padova in Voga con il giorno del mio compleanno. Allora a questo punto ho tirato fuori dal cassetto dei miei diari di viaggio, di quei 2 viaggi di cui vi ho parlato prima, quindi lungo l'Adriatico in solitario e la discesa del Po invernale da Torino alle Foci e poi a Venezia, e li ho, diciamo, risistemati, rivisti, e ne ho parlato soprattutto con un mio amico editore che ha una piccola casa editrice ma molto, diciamo, intraprendente e dinamica, che ha accolto subito con entusiasmo l'idea e niente, così è nato il libro, che poi è stato pubblicato, è stato omaggiato in quell'edizione di Padova in Voga, ma poi, diciamo, ha preso il suo corso normale, per cui è in vendita un po' in tutte le librerie d'Italia, e se non è, diciamo, disponibile subito si può ordinare online sia alla casa editrice che anche tramite la propria libreria. È un libro, appunto, sono 2 diari di viaggio scritti la sera in tenda alla luce della torcia, per cui insomma riportano proprio le impressioni e le esperienze dirette di quelle 2 esperienze di viaggio avventure in canoa, per cui anche a distanza di anni parliamo di avventure che sono svolte negli anni '80, per cui insomma è passato parecchio tempo, però la cosa bella è che rileggendo quelle pagine ogni volta torno indietro negli anni, mi sembra ancora di essere lì in quelle situazioni che ho vissuto personalmente, che in alcuni casi sono anche state situazioni, diciamo, di pericolo. Ho
avuto dei momenti, perché quando si fanno centinaia di chilometri in canoa, soprattutto se in solitario o comunque in inverno, in situazioni particolari, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Tanto per fare un esempio, l'ultima notte di viaggio, quando ormai io e il mio compagno di viaggio, che era un mio compagno di università, pensavamo di aver fatto tutto, avevamo fatto quasi 600 km lungo il Po in inverno, con le nebbie, con questo, con quell'altro. Decidiamo di dormire, di accamparci prima di arrivare a San Marco a Venezia in un'isola deserta. All'epoca non c'era internet, per cui molte cose non si sapevano, l'isola di Poveglia. E niente, su quest'isola qua c'è successo di tutto, nel senso, poi io non so se si è trattato di fantasmi, come dicono, perché l'isola pare che sia infestata, anzi pare che sia l'isola più infestata al mondo di fantasmi, perché ci sono migliaia di resti umani seppelliti in quell'isola. Però fatto sta, insomma, che abbiamo avuto un'esperienza poco piacevole durante quella notte, e se ci ripenso ancora adesso, insomma, qualche brivido, insomma, di paura ce l'ho. Ecco, quindi il viaggio libero riporta proprio tutte queste emozioni vissute in centinaia di chilometri effettuati appunto in canoa. Beh, che dire, allora noi invitiamo tutti quanti i telespettatori a casa a leggere il tuo libro. E intanto, Fabrizio, io veramente volevo complimentarmi con te. Grazie. E ci sono arrivate anche poco fa delle dediche che purtroppo non abbiamo molto tempo per leggerle, dove i telespettatori a casa ti fanno tantissimi complimenti. Grazie, per tutto quello che è la tua persona. E Giovanni, vuoi magari, Fabrizio, purtroppo noi non abbiamo tantissimo tempo perché la puntata sta per terminare, ma se magari vuoi salutare qualcuno a casa prima della chiusura, e dopo passerei con Giovanni. Ma io più che altro vorrei salutare e ringraziare tutte le persone che hanno collaborato per questa edizione di Padova in Voga, quindi molti amici con cui poi vado a fare anche dei giri in canoa, e anche molte aziende, molte anche delle associazioni importanti come il FA, il Fondo Ambiente Italiano, lo stesso Comune di Padova, l'assessorato allo sport, Dimore d'Epoca, molte aziende che hanno contribuito al successo di questa manifestazione, perché oltretutto al termine non ci sono premiazioni perché non è una gara, è un raduno amatoriale, però ci sono un sacco di premi che vengono poi distribuiti tra i partecipanti, e questi premi li abbiamo avuti grazie appunto al contributo di queste aziende che hanno creduto nella validità di questo evento. Bene, grazie Fabrizio. E Giovanni, vuoi magari salutare qualcuno a casa, le persone che ti vogliono bene, chi ci sta seguendo, la tua famiglia? Saluta qualcuno a casa e dopo chiediamo. Beh, sicuramente saluto per prima la fidanzata, se no poi sono già morto, quindi prima la fidanzata, poi la mamma, certo, tutta la famiglia che mi sta seguendo, e tutti gli amici e tutti gli spettatori. Grazie ancora per avermi fatto stare qua, è davvero una bella possibilità. Certo, si vede che te lo sei meritato. Un saluto alla tua famiglia, alla tua ragazza e a tutte le persone che ti conoscono da parte mia. Fabrizio, che dire, la puntata è giunta al termine, ti ringraziamo, speriamo di rivederti ancora. Ricordo che i telespettatori a casa che la puntata di domani sarà una puntata ancora molto più interessante, perché ci sarà un evento davvero spettacolare che è la Fiera del Mistero. Quindi anche domani invitiamo tutti quanti i telespettatori a casa a seguirci. Un grazie mille a tutti e buon proseguimento. Grazie. Que tú a mí me rebotaste, que yo te llamaba pila oficial de ti, y hasta el número cambiaste. Tanto que tú a mí me rebotaste, que yo te llamaba pila oficial de ti, y hasta el número cambiaste. Por eso rueda, que 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 rueda. Por eso rueda, que 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 rueda. Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer, que yo te solté por tu mala fe. Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer, que yo te solté por tu mala fe. Que Dios te bendiga, manita, y que te vaya bien. Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren, pero yo quiero que tú estés bien.
bien jodida y mirándome bien. Ojalá que la suegra no aguante presión y se mete un tiro en la 100. Ahora que tengo dinero, me llaman el Don Tomás. Pero cuando no tenía, era a tomar nada más. Me está comentando que te está llevando quien no te trajo. Eso no me importa, mi loca, vaya pa'l carajo. Tanto que tú a mí me rebotaste. Tú me rebotaste. Que yo te llamaba pila aficiado de ti y hasta el número cambiaste. Tanto que tú a mí me rebotaste. Tú me rebotaste. Que yo te llamaba pila aficiado de ti y hasta el número cambiaste. Por eso